disciplina del volteggio protagonista lo scorso weekend. Il 17 e 18 settembre all'Equipolis Tiziana di Fossalta di Portogruaro in provincia di Venezia si è svolto il campionato regionale veneto e congiuntamente anche del Friuli Venezia Giulia. 2 giornate dedicate alle categorie ludiche e a quelle agonistiche, in un fine settimana di festa, con la giusta dose di competizione, ma soprattutto con l'entusiasmo che contraddistingue piccoli e grandi atleti. Quello che ho visto io e che mi è piaciuto soprattutto è il livello molto alto delle categorie ludiche, cioè delle categorie dei volteggiatori piccoli, che sono stati qui in tantissimi, in numero molto elevato, con un livello piuttosto alto. È sempre una festa del volteggio quando si fanno queste gare, soprattutto qui in questo posto, che ha oltretutto lo spazio di accogliere tutta questa gente che accompagna anche i ragazzi, che sono le famiglie, gli amici, e quindi è sempre una situazione molto piacevole in questo ambiente. Tutto perfetto grazie anche allo storico comitato organizzatore, in cui da anni, nell'ampia e curata scuderia, vanno in scena momenti di grande equitazione. La soddisfazione più bella, oltre ad aver organizzato questo evento che ha dato un ottimo risultato, è aver visto tanti bambini col sorriso. Durante le premiazioni io ho avuto il piacere e l'onore di premiarli, e tanti bambini, tutti col sorriso. E questo è un bel termometro della nostra situazione, è questo. Incoronati dunque i campioni regionali di questa spettacolare disciplina che mette bene in luce quanto il lavoro di squadra sia fondamentale. Questa disciplina proprio è quella che per eccellenza mette in evidenza un aspetto importantissimo, che gli atleti sono 2. Non è solo il cavallo, per il quale ci si dedica, ad esempio in tutte le altre discipline, tempo alla programmazione, alla preparazione fisica, allo stato di salute e quant'altro. C'è anche il cavaliere. Anche il cavaliere è un atleta, e quindi nel volteggio questo poi raggiunge l'espressione massima, però è un aspetto che anche nelle altre discipline dovrebbe essere approfondito, tenuto in considerazione, e poi si dovrebbero poi anche prevedere delle iniziative, una programmazione concreta che vada a supportare l'attività ovviamente che fanno già gli istruttori e che sia concentrata anche sulla preparazione fisica dei ragazzi, degli atleti. E sicuramente per il 2023 cercheremo di strutturare proprio un programma, un progetto anzi, che possa intervenire senza alterare ovviamente gli equilibri, senza togliere troppo tempo, sappiamo a quanti impegni i nostri atleti e gli istruttori sono chiamati, ma che vada veramente a dare delle basi di preparazione fisica ai nostri atleti. L'occasione per fare il punto anche sullo stato di salute del volteggio di casa nostra, che non manca mai di emozionare con prestigiosi successi. Il Veneto si conferma sempre molto numeroso, il livello è molto alto, e come è dimostrato anche dai successi che abbiamo avuto alle Poniadi e anche dal successo che abbiamo avuto ai mondiali con il 3° posto di Rebecca e Davide nel pas de deux a Herning di quest'anno. Quindi direi molto bene. Soprattutto in Veneto e in Toscana il settore giovanile è molto forte. Poi bisogna vedere quanti di questi bimbi che oggi hanno gareggiato veramente molto bene, belli in campo, quasi professionali già a 7-8 anni, riusciranno poi a mantenere questo livello e la loro motivazione a lungo tempo per poter poi gareggiare a livello internazionale. Per i volteggiatori veneti questo è stato l'ultimo test prima dei campionati italiani, che avranno luogo sempre all'Equipolis Tiziana il secondo weekend di ottobre.